14 settembre, lunedì, riprendiamo la scuola, la formazione, dobbiamo farlo in sicurezza. È un anno particolare, sicuramente, lo sappiamo tutti, lo viviamo anche sulla nostra pelle, ma noi dobbiamo recuperare il senso di quello che facciamo dentro un sistema di sicurezza particolare. Quindi noi siamo educatori, siamo formatori, prepariamo i ragazzi, li educhiamo al lavoro e anche a vivere una vita piena, e quindi questo è il nostro mestiere. Abbiamo un rapporto con le aziende che dobbiamo recuperare, anche loro si trovano in difficoltà, ma certamente dobbiamo recuperarle, quel tipo di, di dualità che abbiamo sempre avuto con loro, perché è da lì che professionalizziamo i nostri ragazzi. Come federazione, come FICAP o comunque come organismi di formazione professionale siamo stati, credo, in grado di offrire ai nostri enti, ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, ai nostri operatori un supporto importante per poter comunque partire al massimo della sicurezza possibile, anche se sappiamo che il rischio zero non esiste. FICAP si è seduta al tavolo di Forma Veneto, con loro, con i nostri enti che sono insieme a noi la rappresentanza, che formano la rappresentanza regionale con la regione stessa. Abbiamo concordato tutto quello che effettivamente il sistema di formazione professionale deve fare. Abbiamo trovato ampio accordo, devo dire che ancora una volta la Regione ha colto le nostre problematiche, quindi abbiamo avuto un finanziamento, quello che hanno potuto, sicuramente inferiore a quello della scuola pubblica e anche della scuola parificata, ma comunque qualcosa è arrivato che ci aiuta a far fronte ai costi significativi degli interventi per stare in sicurezza. Peraltro la formazione a distanza, che è stata la guida, diciamo così, la centralità del nostro operare fino a giugno, sarà possibile, speriamo non sia così massiccia, ma al di là di questo, forse tutte le cose nella vita hanno anche un senso che si recupera a volte in positivo anche dalle cose brutte. Questa esperienza ci ha aperto la strada verso la digitalizzazione della didattica. Noi dobbiamo lavorare in quel versante perché abbiamo capito che la potenzialità del digitale non è solo per ovviare ai virus che arrivano e alle pandemie, ma è effettivamente un modo per lavorare meglio, per lavorare più efficacemente e anche più in sintonia con ragazzi e generazioni che ormai sono generazioni sempre più digitali e digitalizzate. Gli insegnanti e i formatori, chiamiamoli come vogliamo, hanno bisogno di supporto, di sostegno, di formazione, e questo noi lo stiamo assicurando, lo stiamo dando. Ogni settimana abbiamo un collegamento webinar, perché effettivamente risparmia tempo ed energie, e dove affrontiamo tutte le tematiche. Lo faremo così fino al 30 di settembre, ma sicuramente andremo anche oltre, li abbiamo programmati fino al 30 di settembre, proprio perché vogliamo che ci sia, diciamo così, la possibilità di sentire tutti i problemi che vengono fuori, che emergono, ed affrontarli man mano che questi evidentemente si presentano. Abbiamo anche la necessità di coinvolgere le famiglie con un senso di responsabilità particolare, perché ricordiamoci sempre che, per esempio, la misurazione della febbre non è obbligatoria. Noi cerchiamo di attrezzarci per farla, ma nello stesso tempo le famiglie devono garantirci che fanno la loro parte, misurandola per esempio ai loro figli, di modo che sappiano che non arrivano alla scuola, nelle scuole, con febbre o sintomi che siano sospetti di appunto infezione Covid. Quindi come FICAP ci siamo, il mio augurio è quello di iniziare l'anno sicuramente con la speranza che ce la faremo, con la certezza no, ovviamente, come tutte le cose della vita, ma sicuramente siamo pronti a partire ed educare come abbiamo sempre fatto fin qui. Auguro a tutti un buon anno formativo.